prende e se ne va da un'altra parte. I Kaplan sono arrivati alla teoria del mystery, come chiamano loro, che non vuol dire mistero, ma vuol dire quel vedo non vedo, scoprendo che le persone in genere preferivano spesso dei paesaggi in cui c'erano delle alberature che lasciavano intravedere qualcosa dietro. Questo farmi vedere, quindi per cosa intuisco che non c'è pericolo, però dandomi quella possibilità di trovare qualcun altro. Questo è il motivo per cui in montagna acceleriamo per girare la curva, d'accordo? Vogliamo sapere cosa c'è di là, no? D'accordo? Mystery, non sappiamo, però ci incuriosisce. Quindi i paesaggi sono belli se ci incuriosiscono perché ci attirano, ma non devono spaventarci, quindi devono essere coerenti. Queste sono le regolette base dell'estetica. Ancestrale non è tutto, per l'amor di Dio, non voglio dire che noi ogni volta che vediamo una villa, una cosa, rispondiamo in questa maniera, però la base, il plafond comune a tutti è questo, per fortuna. Poi ci sono altre tre cose che sono utili, ma io vorrei lasciar perdere. Vi faccio vedere cos'è il paesaggio della savana, no? Perché ovviamente non ci siamo voluti della savana, quindi il nostro paesaggio ancestrale è il Savannah-like landscape, che poi, tra parentesi, abbiamo riprodotto, non dico pari pari, ma molto da vicino quando siamo passati dal giardino razionale di tipo rinascimentale, l'orto conclusus, l'uomo che prende la natura, la sbatte fuori e all'interno delle mura crea un suo ambiente, al giardino invece di tipo romantico, in cui l'uomo prende e si ricrea un ambiente naturale in casa. E quindi pensiamo ai giardini. I giardini romantici cosa sono? Sono un mix di radure, di alberi, di macchie boscate, eccetera. Ritorniamo che poi quando noi facciamo un giardino pubblico è quello che facciamo. Ricreiamo verde, ondulatura, acqua, fondamentale l'acqua, d'accordo? Vedute non lineari, eccetera. Salta sempre fuori questo paesaggio ancestrale. E chiaramente questo comporta un sistema di valori che sono ampiamente condivisi tra le persone, che risente poco quindi di caratteristiche sociali. Ve lo faccio vedere, si vede male, ma insomma più o meno trovate in internet finché volete. Se guardate in particolare questa qua, pensate a certi parchi pubblici o a certi parchi di ville, più o meno, non siamo molto lontani, un po' più ordinati ovviamente. Dicevo, della componente culturale e affettiva ho già detto, no? Quindi ogni gruppo sociale elabora il suo paesaggio per trasmettere il segno della sua appartenenza, per creare autoidentificazione. Uno dice, scusate, anche se... Allora, noi abbiamo un paesaggio ancestrale dentro. Allora uno dice, ma cosa c'entra questo? Beh, vuol dire che noi spontaneamente stiamo bene perché siamo stati selezionati per star bene in paesaggi che somigliano a quello che abbiamo visto prima. Quando noi vogliamo riposarci, ricrearci, dove andiamo? Andiamo nei giardini pubblici, andiamo nel verde. Dice, ma perché vai nel verde e non in mezzo ai capannoni? Cosa ti dà? Chiediamoci perché. Non c'è nessuna risposta razionale del perché. Uno dice, perché respiro l'aria pulita? Conta se tu, quando dici, vado lì perché respiro l'aria pulita. Tu vai perché ti senti bene, indipendentemente, e qui ci sono studi medici, fior di studi medici, che fanno vedere come le capacità cognitive dei bambini che possono giocare nei parchi sono abbondantemente superiori alle capacità cognitive dei bambini che giocano in mezzo ai casalmoni. Potremmo fare molti esempi. È un fatto assolutamente spontaneo. Noi ci sentiamo meglio nei paesaggi che sono conformi alla nostra storia evolutiva. Capita a noi come a tutti gli animali, quelli che sono spontaneamente favorevoli alla nostra sopravvivenza biologica, non culturale, biologica. Dicevo, benissimo, c'è quest'altro aspetto importantissimo, la componente culturale e affettiva. Anche qui, quando parte questa componente è fondamentale come viene trasmessa la componente affettiva. La componente affettiva viene, cioè la capacità di riconoscere il gruppo sociale di appartenenza ci viene trasmesso quando siamo piccolini, nella prima fase della nostra infanzia, nella prima fase in cui noi non mettiamo in discussione nulla, anzi siamo una tavola rasa in cui immagazziniamo informazioni dall'esterno. L'educazione che cos'è? È la trasmissione di un insieme di simboli e di valori che servono ad un individuo a rapportarsi con i suoi simili nella prima infanzia, d'accordo?
chiaramente tra tutti i valori che vengono trasmessi ci sono anche i valori paesaggistici. Un'altra cosa importante, allora dicevamo, dove sono iscritte, abbiamo detto il cervello c'è una parte alta e una parte bassa, le componenti istintive della nostra percezione se la stanno sulla parte bassa, sono quelle che vanno in automatico, noi spontaneamente cerchiamo il verde. Ecco, la componente educativa va ad installarsi, scusate il termine, esattamente in una parte del cervello che è molto profonda, molto vicina a quella in cui ci sono i comportamenti istintivi. Perché va proprio là e non dall'altra parte? Perché il comportamento dell'individuo nei confronti del gruppo di appartenenza deve andare in automatico, deve essere spontaneo, è veramente basilare l'unità del gruppo. Noi non dobbiamo pensare ad adesso in cui la socialità è scomparsa, non sappiamo neanche più cosa sia. Pensate alle comunità di una volta, riconoscersi era fondamentale. Per noi è talmente importante il processo di autoidentificazione, pensate un po', cioè, quindi noi dobbiamo subito creare legame di gruppo. Pensate alla partita di calcio, i maschi in particolare mi capiranno, no, spero che si va in parrocchia, almeno una volta ai miei tempi si andava in parrocchia, niente squadre, niente società, si andava, c'era un pallone, si facevano le squadre là, tu parti, vai col tuo migliore amico, lui poteva finire tranquillamente nella squadra cosiddetta avversaria. 2 minuti dopo è il tuo migliore amico, sei lì che lo prendi a calci maledettamente, d'accordo? Perché in quel momento lì lui è un avversario. Il nostro processo di autoidentificazione è fondamentale su tutto, la moda, su cosa gioca, sul fatto che noi abbiamo bisogno di appartenere, sul senso di appartenenza, d'accordo? Allora, pensate quindi quanto si può essere giocato in passato sull'importanza di garantire di mandare avanti questo senso di appartenenza. L'uomo ha bisogno di autoidentificazione. Questo l'ho detto, quindi noi tendiamo perciò affettivamente a prediligere, senza ragionare, prediligere i paesaggi che contengono i nostri elementi identitari, i simboli della nostra identità, i simboli del nostro gruppo sociale. Ci sentiamo bene quando siamo dentro là. C'è un fenomeno che chiamano spaesamento, che è importante dal punto di vista psicologico e psicanalitico, che deriva, che può capitare quando uno semplicemente emigra, ma può anche capitare quando ti cambiano il territorio che ti sta attorno, tu perdi i riferimenti paesaggistici. Lo spaesamento quindi è una turba interiore che ci deriva dal fatto che vengono eliminati i nostri elementi di identificazione nel territorio. Questo l'ho detto, lasciamo perdere, andiamo velocemente da fine. C'è l'ultima componente, ce la giochiamo rapidamente. Quanto posso parlare ancora? Non so l'ora. Sono le 6 meno un quarto. Noi finiamo alle 6. Sì, guardate, adesso se volete mi fermo qua sulla componente culturale, vi faccio... Se no non ci stanno le domande. Perfetto, allora, l'ultima componente è quella che io definisco culturale cognitiva, però, che deriva dal fatto che se io vedo una piantata di vite mi commuovo, se voi vedete una piantata di viti non sapete neanche cos'è. Allora, che cos'è la piantata di viti? Beh, la piantata di viti è il paesaggio storico della pianura veneta, d'accordo? È il paesaggio della pianura veneta, era la piantata di viti. Ce n'è ancora qualcuna qua, io quando la vedo, è un processo puramente cognitivo, quello di riconoscere un elemento importante dal punto di vista culturale nel territorio. Questo può capitare per la Villa Veneta se vogliamo, ma lì entrano in gioco anche altre cose, d'accordo? È più complesso. Allora, torniamo alla fine, eravamo partiti, ma perché ci interessa il paesaggio delle Ville Venete? Beh, il paesaggio delle Ville Venete siamo noi. Hanno distrutto una parte di noi stessi, hanno distrutto una parte della nostra cultura, hanno distrutto una parte della nostra identità, hanno distrutto una parte del nostro sentirci bene nel nostro territorio. Un territorio che è stato costruito in 300-400 anni, dovuto a un incrocio, un incastro fondamentale tra una cultura urbana profondamente umanistica, il Palladio per l'appunto, è un territorio rurale che era sì sviluppato, ma in cui c'era ancora tantissimo da fare. Pensiamo all'irrigazione, pensiamo alla bonifica, eccetera, eccetera. Allora, vabbè, qui saltiamo. Voglio solo farvi vedere, guardate, allora,
questi sono risultati sperimentali, li ho già fatti vedere nell'altro incontro, non so chi ci fosse, ma questo qui ha brutto vizio andare avanti per conto suo. Allora guardate un po', se noi prendiamo 3 situazioni, sono ricostruite al computer, le facciamo vedere della gente, questo è il punteggio medio, è un approccio che si usa, beh, il bosco è sicuramente preferito ad una situazione di paesaggio completamente aperto con un po' di verde e un po' di terra, ed è preferito ancora a un paesaggio che è assolutamente desertico. Addirittura c'era una diapositiva che era preferita ancora meno, che era quella in cui in questo ambiente desertico abbiamo messo delle pecore al pascolo. La follia, cioè le pecore, era la situazione, la siccità era praticamente. Però voglio dire, da qui uno dice benissimo, questa è la regola del paesaggio della savana, mi piace di più il verde, mi piace di più l'albero. Se io devo andare a fare una passeggiata, vado in alto a sinistra, non vado in basso al centro, giusto? Vero è che qualcuno sta bene anche nei paesaggi molto aperti, che c'è forte variabilità nella percezione del paesaggio, non possiamo dirlo di no, d'accordo? È una cosa molto complessa, diciamo che tendenzialmente, mediamente, questa è la risposta che noi otteniamo dalle persone, mediamente. Però, guardate, se noi davanti a quel bosco mettiamo una casa rurale tradizionale, è quello che scopriamo è che abbastanza sorprendentemente viene preferita, ed è statisticamente significativa la differenza, viene preferito il bosco con la casa davanti, il paesaggio umanizzato. E la cosa singolare è che questa preferenza l'abbiamo riscontrata su studenti universitari, su adulti e perfino sui bambini di 10 anni, che sicuramente non avevano un'esperienza paesaggistica di quel genere, perché la casa è rifugio, fondamentalmente. Guardate, qui abbiamo messo dentro una piccola villa veneta, la vedete? Paesaggio senza villa veneta, paesaggio con piccola villa veneta, paesaggio con chiesa al posto della villa veneta. Il giochino è interessante, i paesaggi più o meno si equivalgono. Se vediamo un po', per gli universitari è preferito il paesaggio con la villa veneta, per i bambini è meglio il paesaggio con la chiesa. D'accordo? L'effetto simbolico dei 2 elementi inseriti nel paesaggio, per dire poi quanto importanti sono le componenti affettive ma anche culturali. Dicevo i fattori degradanti il paesaggio. Beh, guardate come cambia perché c'è solo un traliccio, guardate come cambia perché c'è una fabbrica. Vedete, scusate, tra l'altro guardate il punteggio 3, 6, 6 e 3, cioè quello è un altro paesaggio da come lo percepiamo noi, eppure è lo stesso, abbiamo solo cancellato il pilone. Non ha niente di formalmente diverso, ha un'enorme incoerenza. Quel traliccio è fortemente incoerente dal punto di vista ecologico, lì cambia pochissimo, cambia veramente pochissimo. Lo stesso qui, guardate, qui ci sono le fabbriche, i nostri magnifici capannoni, ne abbiamo tanti che non sappiamo più dove buttarli, e di qua non ci sono 3, 6 e 8. E qui addirittura la casa col silos, questa è una casa rurale, non tradizionale, moderna, ma vedete anche la stessa presenza di un'abitazione che non è fortemente impattante in sé, però per chi guarda è un elemento di incoerenza, ci attira meno, è meno attrattivo per noi che ci andiamo. Bene, non vi sto qui a parlare di tutti gli studi che abbiamo fatto veramente su queste cose, mi fermo qui e direi che basta. Se ci sono domande. Non è che sia stato fatto qualche esperimento con gli amministratori locali e poi verificato sulla loro pratica quanta coerenza c'è? Questo è un altro problema importante. Lui dice, ma come queste cose simpatiche come facciamo noi a tradurle da quello che viene fuori da qua alla gestione quotidiana delle cose? In definitiva stiamo parlando di valori minuti.
Io, a parte il fatto che siamo riusciti a rovinare il paesaggio di 11 ville venete, quindi un paesaggio culturale che ci era invidiato dal mondo, tanto valori minuti non sono, quindi se passiamo di fronte sopra come caterpillar su queste componenti importanti del nostro patrimonio storico-culturale, figurarsi se a qualcuno importa qualcosa di avere un paesaggio più armonioso, senza dispersione insediativa, senza tralicci, con le fabbriche accorpate in zone industriali di dimensioni limitate, senza capannoni ovunque, senza superstrade che tagliano e distruggono la visione, l'ecosistema, tutto quello che vogliamo, eccetera, eccetera. Figurarsi se. Il problema è che il paesaggio dà dei benefici, innanzitutto non sono immediatamente monetizzabili, perché chi quantifica monetariamente il fatto che i bambini apprendano prima? Cosa cambia dal punto di vista dell'amministratore che deve decidere se in quel campo metterà un parco urbano, una zona pubblica, oppure se ci metterà delle villette? Oppure cosa cambia dal punto di vista della politica agricola comunitaria se i nostri agricoltori, a causa dei contributi garantiti loro, non per volontà, a causa dei contributi che gli hanno dato, hanno fatto la spianata del territorio, hanno eliminato le siepi, hanno eliminato i boschi, hanno eliminato le zone umide, hanno eliminato tutto l'eliminabile pur di produrre mais, soia, soia. Sono delle responsabilità. Il problema è che probabilmente anche sul paesaggio non abbiamo le idee molto chiare, perché ripeto, il paesaggio non è ecosistema, non sappiamo ancora cosa ci dà, quanto dà il paesaggio, quanti benefici dà. Beh, dicevo, quanto importante è il fatto che noi perdiamo il nostro patrimonio identitario e culturale? Uno può dire chi se ne frega, ho più bisogno del posto di lavoro oggi, e dopodomani, quando la tua fabbrica chiuderà, perché le fabbriche, se siamo certi di una cosa, chiuderanno sempre, chiuderanno tutte prima o dopo, tutte, c'è niente da fare, è un fatto storico. E il paesaggio l'avremo buttato via, l'avremo dissipato per sempre, non c'è niente. Il problema è, io non so se dal punto di vista economico, scusate, quando si parla di beni comuni io mi sento un po' in difficoltà, perché la terminologia economica è un po' diversa. Secondo la terminologia economica il paesaggio è un bene pubblico puro, perché il concetto bene comune deriva da commons. E se voi avete presente il famoso, no, potete avere presente, sto dicendo a serio, scusate, ma c'è un famoso articolo che si chiama The Tragedy of the Commons, che riguarda il fatto, fa riferimento alla pesca. Uno dice cosa c'entra la pesca col paesaggio? Sono due beni completamente diversi, perché la tragedia dei beni comuni è che vengono sovrautilizzati. Il paesaggio non viene sovrautilizzto, non può essere sovrautilizzzato, perché non è un bene asportabile, d'accordo? Non ci si può tirare via niente, ma come vi andiamo su cose che dovrei passare il tempo a spiegare. Però è sicuramente un bene non monetizzabile, raramente monetizzabile. Oddio, noi sappiamo che le case valgono di più se sono i contesti paesaggistici migliori, lo sappiamo. Sappiamo se hanno i tralicci vicini valgono di meno, lo sappiamo. Ma chi si occupa di queste cose? D'accordo? Conta enormemente di più. Mi pare sia una metafora del nostro mondo, conta sempre molto di più una minoranza fortemente motivata dai propri interessi che una maggioranza, largamente maggioranza, portatrice di interessi più piccoli, d'accordo? L'interesse medio di tutte le persone, anche se sommato assieme, vale enormemente di più dell'interesse di quelle poche persone. Poi dal punto di vista politico contano di più sempre, sistematicamente, quelle minoranze fortemente motivate, quindi quei 10 che vogliono lottizzare un certo territorio. Scusi, io volevo chiedere una cosa. Il paesaggio appunto ha anche delle costruzioni, è l'appartenenza appunto di un popolo che si identifica. Nel caso dei lager, ad esempio tedeschi, oppure di costruzioni o di stabili che hanno come un ricordo di guerra e di violenza, in questo caso il paesaggio come lo possiamo descrivere, oppure come possiamo percepirlo? Ecco. Premesso che quando ci spostiamo in ambiente urbano, molto di quello che ho detto io lavora male,
d'accordo? Perché siamo su un ambiente totalmente artificiale, c'è poco di naturale. Certo è che molte ricerche mettono in evidenza che negli ambienti urbani alcune regole ci sono, tipo una, se c'è del verde è molto più attrattivo. C'era la slide prima, ti fa vedere Caracas e il Central Park, siamo sempre all'interno di due città, però la presenza di verde, nuovamente di verde, pensate come è fatto Central Park e pensate alla savana, va bene, più o meno siamo sempre là. Un'altra regola importante, per esempio, che riguarda i paesaggi è gli elementi costruiti è lo stato di conservazione. Noi spontaneamente, non so perché, sono delle regole sociali eccetera eccetera, preferiamo i fabbricati ben conservati, cioè tira di più la cura del territorio rispetto al degrado. Un giardino mai coltivato ci dà fastidio, non ci piace, un giardino abbandonato con le erbacce. Una casa mal dipinta, decadente, non ci piace, perché le nostre regole sociali ci dicono che è meglio che sia conservato il territorio, che sia curato il territorio, che sia curato il giardino, che sia curata la casa. È un bene collettivo. La tua facciata degradata dà fastidio anche a me, dà fastidio a tutti. Noi pensiamo che abbiamo perso questa dimensione sociale, non mi sono dimenticato dei laghi, sto solo prendendo la larga. Abbiamo perso questa dimensione sociale comune entro certi limiti. No, quello che volevo dire sì, è che ci arrivo. È chiaro però. Cioè l'identificazione non necessariamente è sempre positiva, questo voglio dire. Assolutamente sì, assolutamente sì. È chiaro che ci sono dei simboli positivi e dei simboli negativi. Esatto. Il lager è un simbolo assolutamente negativo, ma negativo dall'inizio, voglio dire, anche per come è organizzato, insomma, non ha niente. L'hanno organizzato probabilmente per essere un ambiente inospitale per l'uomo, cioè per maltrattare quelle persone hanno creato degli ambienti che visivamente, esteticamente sono assolutamente inospitali. No, probabilmente erano parte del maltrattamento anche quella, insomma. Si evince da tutto il discorso che lei faceva, per quel che mi riguarda, sai, una cosa personale, è che l'identificazione è sempre necessariamente una cosa positiva. Io invece non trovo che sia così, questo volevo dire. Io non ho detto che è positiva, ho solo detto che c'è. Ah, d'accordo. Sono due cose diverse. Cioè, tra l'altro, allora, se arriviamo alla fine di tutte le allora, ci sono dei valori stabili, comuni, trasversali, sovraculturali perfino. Sono quelli di tipo innato, biologico. Mi viene in mente uno studio che hanno fatto dei colleghi in Liguria, in cui cercavano di valutare, di stimare il valore economico dei terrazzamenti. Le persone che venivano dall'esterno, i turisti dall'estero, preferivano largamente i territori abbandonati con i boschi rispetto a quello con i terrazzamenti. Non avevano colto, non sentivano la dimensione culturale. Per loro il bosco era meglio, d'accordo? Spontaneamente, se non riconosco l'elemento, non riesco a interpretare l'elemento culturale che ho di fronte, scatto indietro, o lo interpreto razionalmente o lo interpreto a livello emotivo, emozionale, d'accordo? Ma non certamente a livello affettivo. Quindi non c'è, voglio dire, ci sono sicuramente degli elementi positivi e degli elementi negativi. Io non ho parlato di una cosa fondamentale che si chiama conditioning, che è quel meccanismo tramite cui noi condizioniamo le persone. Pavlov in avanti, per capirci, l'esperimento del cane che a un certo punto sente, d'accordo, associava il suono del campanello a quello del cibo, a un certo punto cominciava a produrre saliva solamente quando sentiva il campanello. Un meccanismo di condizionamento che viene sfruttato abbondantemente a livello educativo nei primi anni, abbondantemente. Sì, comunque, d'accordo. Ecco, quello che voglio dire io, e tra l'altro non vorrei dare l'impressione di aver chiuso il cerchio. Io non ho chiuso il cerchio, io dico solo ci sono degli elementi che mi paiono provati a livello scientifico che sicuramente spiegano certi comportamenti nei confronti del paesaggio. Questo sì, sono provati a livello scientifico, ci sono sperimentazioni dietro.
Però non è tutta la storia. Però c'è una contraddizione rispetto all'esigenza di un essere umano di stare bene, andare a passeggiare ad esempio nel prato, e poi invece il contesto che si è costruito attorno. Cioè, voglio dire, io ho l'esigenza di andare a fare una passeggiata in mezzo a un campo per stare meglio, però poi alla fine il contesto umano e la mia rappresentazione attorno è il degrado. Allora, perciò c'è una contraddizione, voglio dire, in questa cosa. Lato, però. Allora, io ho fatto così delle indagini, mi occupo anche di valori immobiliari, tra le tante cose di cui mi sono e di consumo di suolo. E se c'è una cosa che si vede chiaramente è che c'è una relazione inversa tra valori immobiliari e consumo di suolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Veneto è cresciuto scappando dalle città, quindi disperdendosi nel territorio, per cercare di sfuggire alla rendita urbana. Allora, per me, che devo farmi una casa, scusate, io capisco che là c'è un bel campo, bellissimo, c'è un territorio meraviglioso, però se io la mia casa la faccio all'interno della zonizzazione, pago quella terra un'enormità. Se la faccio da qualsiasi altra parte persa nella campagna, o in seconda fascia metropolitana o in terza fascia, ci risparmio un pozzo di quattrini. Mi dispiace per quello che viene a guardare il paesaggio attorno, ma questa è la logica del Veneto. Il Veneto è cresciuto così, assolutamente spontaneamente. Se andiamo a vedere la carta dei valori immobiliari del Veneto, pare di vedere, anche qui mi tocca fare una citazione dotta, pare di vedere un'elaborazione fatta da Von Thunen, che è uno che nel 1800 e a metà 800 più o meno, 1862, teorizzava che è l'offerta di rendita che determina la distribuzione delle attività nel territorio. Quindi vicino alle città troviamo le attività a maggiore offerta di vendita, più redditizie, le banche, i notai, eccetera eccetera. Mi dispiace per i figli dei notai, così, le gioiellerie, eccetera eccetera. E man mano che ci allontaniamo troveremo attività sempre meno intensive. E il Veneto è così, E questo è come spontaneamente Von Thunen dice, in uno spazio isotropo, che vuol dire uno spazio che non ha nulla. Ecco, il Veneto, che pure è fortemente strutturato, ha teso a conformarsi in uno spazio isotropo. È passato sopra radicalmente a molte cose che c'erano. E qua si ritorna al discorso con il signor Cazzari sull'affettività e l'empatia. Se io non amo il luogo in cui vivo, e non amo anche i miei concittadini, i miei compaesani, in senso così più ampio, evidentemente posso impossessarmi dello spazio ed estendere in base a una quantificazione di denaro, eccetera. Mi manca quell'empatia, quell'amore per lo spazio. Nel nostro modo di rapportarci ai problemi economici abbiamo perso la dimensione sociale. Sono 40 anni che ci dicono che di pensiero neoclassico